chiamo Sara Billo. Quando mi sono iscritta volevo, uscire dal contesto universitario, siccome io sono qui per studiare e non conoscevo nessuno, adoro ballare, non avevo mai avuto l'opportunità di farlo perché nel mio paese non ci sono simili iniziative e quindi ecco mi sono buttata in questa nuova cosa. Parlando di benefici ottenuti con questo corso, sicuramente lo svago. Io stacco completamente la testa per il tempo in cui sono qui, oltre a divertirmi e a conoscere bellissime persone. Devo dire che sì, è un efficace metodo per rilassarsi dopo una giornata impegnativa, anche quando mi sento stanca e vengo qui e ricarico le batterie. Continuando a parlare dei benefici che mi ha dato questo corso e che continua a darmi, ovviamente parliamo per quanto riguarda lo stress, è una valvola di sfogo per me, assolutamente, e nel mio tempo libero insomma mi dedico a qualcosa che fa bene perché ci muoviamo, ci divertiamo e imparo qualcosa di nuovo. Quindi ecco sì, assolutamente è un beneficio a 360 gradi a tutti i livelli secondo il mio punto di vista, stress in primis. Il metodo Chi se baila è diverso dalle altre formule proposte appunto dalle altre palestre o comunque delle discoteche perché ho avuto la possibilità appunto di iscrivermi a un corso trimestrale e di cominciarlo quando volevo, nel senso che nonostante il corso fosse iniziato sono stata inserita nella maniera giusta e mi sono arrivata al passo con gli altri praticamente, quindi diciamo che funziona come una serie TV che soltanto che le puntate sono tutte diverse l'una dall'altra e quindi non ti perdi niente, nel senso secondo me comunque riesci a tornare ad arrivare al passo anche se non l'hai mai fatto. Ovviamente avendo una sede dedicata Chi se baila è più opportuna, nel senso che anche per me che non avevo mai ballato è un ambiente dedicato, un ambiente più tranquillo in cui le persone vengono anche divise semplicemente per gradi e quindi ho la possibilità di confrontarmi con le persone del mio stesso livello, cosa che in discoteca faccio fatica onestamente a trovare, o appunto in altri spazi faccio fatica a trovare. Inoltre le varie sale permettono di una differenziazione dei corsi tale da permettere di seguirsi in maniera adeguata, insomma gli insegnanti ci seguono in maniera adeguata, gli spazi sono adeguati e sì, credo che questa sia la principale differenza tra Chi se baila e gli altri corsi che si possono frequentare, ecco. I miei maestri sono bravissimi e li adoro, sono super divertenti e devo dire che la prima cosa che guardo in una persona è la distanza che si pone tra me e loro e nonostante loro siano bravissimi per me ancora irraggiungibili a livello di bravura ed esperienza ovviamente non hanno tanto, si vede che cercano di trasmettere, che cercano di imparare, che cercano di farci imparare, ecco. Non hanno difficoltà nel farci apprendere e per me è una gran bella cosa perché onestamente è difficile trovare persone che siano disposte anche a cedere le proprie conoscenze nella maniera adeguata e io non posso dire niente, anzi. Quindi ecco, io sono super soddisfatta dei miei maestri e sono super contenta di averli incontrati, come tutto il resto delle persone che ho incontrato nel corso e che mi permettono la sera di divertirmi e di passare sempre delle belle serate in compagnia. Anche appunto per me che sono venuta qui solo per un periodo di tempo limitato, non conoscevo nessuno, adesso sono inserita in una comunità di persone in cui ci vogliamo bene e hanno il mio stesso stato mentale e quindi ecco sì, non è stata una casualità, però mi ritengo molto fortunata. Consiglierei a Chi se baila in generale a tutte le persone senza distinzioni, giovani o più anziani, semplicemente per il fatto che ti permette di muoverti in una maniera
credevo possibile, nel senso che con la musica, con le persone, l'ambiente giusto, è un modo di fare attività fisica completamente alternativo che non mi pesa e anzi è una cosa bellissima secondo me imparare appunto l'arte della danza in generale, quindi ecco, lo consiglio, mi sentirei di consigliarlo a tutti e non a nessuno in particolare.